Abbiamo raggiunto il centro aziendale, qua siamo a pochi passi da Sestola, al comune dell'Appennino. Lei è Laura Merlini, sorella di Samuele che abbiamo lasciato poco fa. Buongiorno Laura, stai raccogliendo in questo momento le more. Le more selvatiche coltivate. Coltivate, sì, infatti non hanno le spine, sono molto più grosse. Allora Laura, tu in questo momento sono le more, però hai anche altri frutti, piccoli frutti che vengono coltivati in azienda. Raccontaci un po' una cosa di cui non abbiamo parlato con tuo fratello. Sì. Da quanto tempo avete iniziato questa attività di coltivazione di piccoli frutti? Allora, noi abbiamo iniziato ufficialmente nel 2021, abbiamo aperto la nostra attività, però diciamo come idea, come progetto, un po' nelle nostre menti è nato molto prima, ecco, perché noi siamo comunque cresciuti qua e il primo filare di lampone, insomma, c'era nel 2014, è stato proprio quell'anno in cui io e Sam abbiamo pensato, ma perché non lo allunghiamo, perché non ne facciamo un altro? Quindi insomma molto tempo prima, insomma, della nascita proprio dell'azienda avevamo già, insomma, espresso le nostre passioni per questa attività. L'azienda era di proprietà vostra, di famiglia, oppure è una cosa che avete fatto? Ma diciamo che noi siamo cresciuti in questa azienda agricola della nostra famiglia, però che era più zootecnica, cioè è più zootecnica, è ancora esistente, e quindi ci sono le mucche per il parmigiano reggiano. Voi avete creato una vostra Noi impresa. Sì, siamo partiti sulle cose che c'erano già comunque qua, c'erano i lamponi, c'erano le api, insomma, si faceva il pane, il formaggio, quindi si facevano già tante altre cose. Però erano un po' di contorno, ecco, forse nella realtà dei nostri genitori, e noi abbiamo detto perché invece non facciamo di quelle cose la nostra attività, quindi abbiamo scelto di non continuare la parte zootecnica, ma di continuare tutta questa parte di piccole produzioni, quindi produzione di piccoli frutti, il miele, i cereali. Questa è stata la vostra prima esperienza lavorativa oppure avete avuto altre Ma se attività? Io che Sam abbiamo fatto esperienze nostre, abbiamo fatto anche altri studi, io ho studiato scienze dell'educazione e infatti faccio anche l'educatrice comunque anche adesso, quindi continuo anche quella parte lì di attività che comunque mi piace, mi dà soddisfazione, quindi insomma continuo anche quello. La destinazione di questi frutti? Allora, noi vendiamo soprattutto ai mercati qui in zona, quindi facciamo il mercato contadino a Sestola, poi invece la domenica d'estate andiamo su a Rifugio Taburri, quindi d'estate abbiamo i vari mercatini, poi facciamo le attività in azienda il sabato e quindi ci sono tante persone che passano da qui e quindi anche in quel momento lì, e soprattutto il sabato facciamo l'autoraccolta, che insomma è una cosa che piace molto soprattutto alle famiglie, e vengono le famiglie con i bimbi soprattutto e girano nel lamponeto a raccogliere insomma loro stessi la frutta che poi dopo porteranno a casa. Oggi non è sabato, però vediamo che c'è una raccoglitrice. Abbiamo una raccoglitrice, Laura, lei però non è una turista, è una nostra woofer, perché stiamo da un po' di anni dentro anche il circuito woofing, che insomma è un'associazione molto bella che dà la possibilità di fare questo scambio di lavoro, esperienza. Noi diamo vitto e alloggio e loro in cambio ci danno insomma le loro mani, il loro tempo, il loro lavoro. Per raccogliere in questo caso. Ci fai vedere quello che resta dei lamponi? Sì, certo. Laura, questi lamponeto vedo che c'è una specie di flacone, una sorta di trappola per catturare i parassiti? Sì, questa è proprio una trappola naturale per la drosofila. Quindi assolutamente parlato, infatti, che anche qui comincia a dare danni importanti. Sì, assolutamente, perché gli piacciono molto i frutti rossi, quindi diciamo che i nostri frutti sono proprio E attaccati. cosa contiene questa Contiene trappola? Aceto di mele, zucchero e vino rosso. Tutto naturale, loro sono attirate, vanno dentro e un po' sono i buchini piccolini, quindi non c'entrano altri insetti, ovviamente perché è importante poi non attirare altri insetti invece impollinatori importanti, invece entrano solo le moschine piccoline che rimangono lì, diciamo, intrappolate. Beh, quelli sono belli grossi. Questi sono stupendi. Vediamo, perfetto. Uno, raccolgo, guarda. Puoi anche massaggiarlo se vuoi. Laura, tutti gli anni questi lamponi vengono potati alla base per poi ricrescere e fruttificare durante tutto l'anno, sì, è giusto? Diciamo che il lampone, abbiamo alcune varietà di lamponi, alcuni unifere, alcune rifiorenti. Le piante rifiorenti vanno potate 2 volte l'anno. Come vedete adesso queste piante, questi fusti sono nati, sono belli verdi, sono nati quest'anno, stanno facendo il frutto nella parte alta e fruttificherà adesso, fine agosto, e andrà avanti anche fino a novembre. Quindi fino a novembre si può raccogliere ancora sì, qualche lamponi lampone. rifiorenti vanno avanti se la stagione regge, diciamo fino a novembre. Poi dopo andremo a potarli solo nella parte alta dove ha fruttificato in inverno, e il prossimo anno verso fine giugno fruttificherà nel resto
del tralcio. Avete anche un'attività di apicoltura? Sì. Vedo qualche arnia in giro? O Sì. le lasciate anche, fate un po' di transumanza oppure sono... Allora abbiamo 5 apiari, diciamo, e facciamo un po' di nomadismo, non tantissimo, perché diciamo qua le fioriture poi principali per cui ti puoi spostare sono l'acacia e il castagno. Però noi, mettendo già, diciamo, i nostri apiari fissi dove c'è già una buona fioritura di acacia e un altro dove c'è già una buona fioritura di castagno, riusciamo a non fare troppo nomadismo. Quindi comunque quest'anno infatti l'abbiamo fatto molto poco. Abbiamo 5 apiari diversi, in 5 postazioni diverse, sempre qua, insomma, diciamo nella nostra valle, alcuni un po' più alti, alcuni un po' più bassi, e quindi riusciamo a coprire le nostre fioriture, che appunto sono principalmente quelle principali, sono acacia e castagna, e poi ci sono tutte le mille insomma, le fioriture dal tarasso, insomma l'edera. Senti, io vedo che lì avete una sorta di punto di ritrovo, no? Sì. Serve questo per i vostri, diciamo, avventori, vengono qua e al sabato adesso, fanno l'autoraccolta. Esattamente, lo stiamo sistemando sempre di più, adesso è diventato proprio una sorta di negozietto, perché non abbiamo un punto vendita ancora, ma quello funge da quest'anno da punto vendita, ecco. Quindi soprattutto il sabato, però anche altri giorni su prenotazione, le persone arrivano e possono acquistare i nostri prodotti oppure fare le attività che proponiamo, perché appunto soprattutto il sabato proponiamo diverse cose, dallo yoga alla colazione la mattina, quindi facciamo yoga lassù, abbiamo un pratino molto pari panoramico, e dopo offriamo la nostra colazione con i nostri prodotti, e sempre appunto il sabato l'autoraccolta o anche le visite in apiario, e poi l'agri-aperitivo. Quindi insomma è il caso di dire, lo dicevo prima con Samuele, la vostra è un'azienda multifunzionale, quindi non è solo produzione e raccolta, ma sono anche attività didattiche in questo caso, e attività ricreative che voi svolgete con i vostri, diciamo, estimatori, dico, perché comunque insomma è un'attività che piace, e quindi vedo che avete anche questi buffer che vengono da parecchie parti del mondo e dell'Italia, quindi evidentemente insomma siete anche conosciuti. Senti, in laboratorio cosa fate? Fate qualcosina? Invasate il miele ad esempio? Sì, il laboratorio parte proprio come laboratorio di smielatura, e quindi facciamo tutto il processo della smielatura e poi di invasettamento del miele, e funge un po' anche, abbiamo anche il magazzino, insomma, dove stocchiamo tutte le marmellate, tutto il miele, tutto insomma i nostri prodotti. Laura, noi vorremmo chiudere questo approfondimento che abbiamo fatto proprio con il vostro miele. Ci fai vedere come va invasettato? Andiamo in laboratorio? Andiamo in laboratorio. Bene. Laura, questi sono tellaietti ancora da smielare, no? Sì, tu fai questa operazione, la fai tutto in un momento, quindi anche la caccia che avevi prodotto qualche mese fa, l'abbiamo fatta a giugno, quella l'abbiamo smielato, e adesso questo è invece l'estivo, diciamo il millefiori estivo e il castagno. Quindi adesso abbiamo alcuni melari che sono castagno, altri sono più millefiori, e adesso i prossimi giorni, proprio questioni di giorni, andiamo a smielarlo. Qualche ape è rimasta a presidiare qua? Qualche ape è rimasta qua, adesso pian pianino le faremo uscire. E poi si invasetta là, c'è il maturatore. Esattamente, il maturatore che... Vediamo un vasetto e poi dopo ti lasciamo, perché vedo che sei molto impegnata in molte attività. Molto impegnata. Eccolo qua, questo che miele è? Questo è il millefiori primaverile che abbiamo smielato a giugno. Quindi tutto naturale, e naturalmente nell'inverno col freddo, come tutti i mieli, un po' tende a cristallizzare. Sì, dipende dalla percentuale infatti di acacia che ci sarà dentro, ecco. Perché se c'è molta acacia ovviamente cristallizzerà di meno. Però c'è comunque anche il tarassaco che invece tende a cristallizzare. Maggiormente. La vostra è un'azienda completamente biologica? Assolutamente biologica, sì, poi però certifichiamo il lampone fresco, il miele non abbiamo scelto di non certificarlo biologico, però sì, assolutamente sì. Tappato, poi ci sarà la sua confezione, l'etichetta e il sigillo di garanzia. Laura, noi ti ringraziamo, ci hai fatto vedere tante cose, tu e anche tuo fratello Samuele, abbiamo visto il coltivato, abbiamo visto lo spontaneo, abbiamo fatto anche una bella passeggiata sul Monte Cimone. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci troviamo tra un po'. Grazie. Ciao.